Quarta corsa sono di scena i puledri sui 1660, 1 Carisma Spritz, 2 Cecco BF, 3 Comancis, 4 Caruso Grad, 5 Cupido, 6 Cyrano Prince TC, in seconda fila 7 Capnau, 8 Can dei Greppi, 9 Cicciobello, 10 Citrossodina Oil, 11 Crown Fass. Allineamento che si va a completare. Tutti i puledri ben allineati in prima fila, un po' frastagliato l'allineamento in seconda. Parte con molta cautela Crown Fass. Si parte, c'è lotta per il comando con Cupido che è il più veloce, ma al suo interno c'è Caruso Grad, il quale rientra e imbocca la prima curva in vantaggio allo steccato. Caruso Grad leader nei confronti di Cupido che preme all'esterno. Lungo la corda c'è Carisma Spritz, a precedere ancora Comancis, quindi Cyrano Prince TC avanti a Cecco BF, Can dei Greppi, di fuori rimane Cicciobello. 15 per i primi 200 metri di corsa e Cupido ha confezionato l'operazione sorpasso nei confronti di Caruso Grad, terza alla corda è Carisma Spritz, nessuno sembra volersi avventurare al largo, trova a posto lungo i birilli anche Cicciobello perché Gianni Targhetta vorrebbe la destra libera con Capnau, trova la schiena di Citrossodina Oil per risalire, alla retroguardia si avvicina con molta cautela Crown Fass che poi sbaglia. Primi 600 passati in 46,7. Numero Passaggio davanti 11, alle tribune Crown con Fass, squalificato. Cupido leader nei confronti di Caruso Grad, Carisma Spritz, Comancis, sposta al largo Cyrano Prince TC, davanti alle tribune un paletto in 15,5 mentre ha sbagliato nelle retrovie anche Capnau. Lungo la curva di destra Cupido in vantaggio nei confronti di Caruso Grad, Carisma Spritz terza alla corda, Cyrano Prince TC che continua a cercare la progressione esterna trascinandosi Citrossodina Oil che ha 3-4 lunghezze più indietro ma sempre per linee esterne, 1,17,8 il chilometro da parte di Cupido che continua a comandare il gruppo nei confronti di Caruso Grad, si prova ad avvicinare Cyrano Prince TC, lo schema di corsa non cambia assolutamente, la dritta di là passata in 15,6, Cupido leader nei confronti di Caruso ma sta arrivando all'esterno Cyrano Prince TC, sembra volersi spostare anche Carisma Spritz, lungo la corda guadagna allora Comancis, Cupido in vantaggio, Cyrano Prince che continua ad attaccare lungo la corda sempre Caruso Grad in attesa dell'open stretch, prova a venire in mezzo alla pista Carisma Spritz, è fermo Cupido, è passato Cyrano Prince TC, Carisma Spritz in mezzo alla pista, poi Citrossodina Oil, Cyrano Prince in vantaggio, arriva di dentro Caruso Grad, i due vanno in lotta con Cyrano Prince che si difende, Caruso che attacca sul palo, è stretta tra Cyrano Prince TC e Caruso Grad, finiti in linea sul palo. Mentre all'esterno è terminata bene anche Citrossodina Oil a fare l'arrivo insieme a Carisma Spritz. Andiamo a rivedere le immagini, 1,18,3 il ragguaglio cronometrico, le immagini della regia che indugiano su Caruso Grad che ha imboccato l'open stretch, ha preso l'ingambata giusta, è andato all'attacco di Cyrano Prince TC che ha fatto un numero ma in arrivo era un pochettino stanco. I due sono arrivati apparecchiati sul palo, qui è ancora avanti Cyrano Prince, ma attacca e passa Caruso Grad che la porta a casa in confronti di Cyrano Prince TC, al terzo Carisma Spritz a precedere Citrossodina Oil. Il successo allora per Caruso Grad, Edoardo Baldi per i colori della scuderia Roberto. Il successo del figlio di Exploit CAF che quando ha imboccato l'open stretch ci ha messo un attimino a capire cosa stava succedendo. La corsia interna l'ha poi gradita ed è andato a battere a fil di palo Cyrano Prince TC.